Bentornati, ci troviamo nella pianura del Campidano Listanese. Alle nostre spalle potete vedere il Monte Arci, siamo ai piedi del Monte Arci e dietro di me potete notare il nuraghe Saddam Becha, costituito da dei conci di basalto costituiti da una tecnica poliedrica. Ci troviamo sopra il cosiddetto mastio, la torre primitiva, la prima torre, quella più grande tra l'altro. All'interno della torre possiamo notare tre grandi nicchie, ogivali anche esse, con al loro interno delle scale che portano i piani superiori o portavano i piani superiori del mastio. Considerate che l'estensione di questo sito è molto ampia, si parla circa 3.500 metri quadri, anche perché vicino al nuraghe è annesso anche un grande villaggio. Alle nostre spalle potete vedere il grande antemurale costituito da 6 torri, quindi è un antemurale ettagonale molto ampio, sicuramente serviva da protezione al sito e sicuramente il sito conteneva al suo interno delle cose importanti. Oltre alle maestranze sicuramente era un posto dove veniva scambiato materiale importante, metallo, ceramiche e quant'altro. Adesso percorriamo una delle scale che portano al piano terra dal piano superiore del mastio. L'impressione di queste scale è incredibile perché sono molto alte e molto larghe, e per rendere l'idea vi faccio vedere praticamente la dimensione delle nicchie, veramente importante. Questo è il pozzo, ovviamente protetto per non cadere all'interno. La sua profondità è stata stimata intorno agli 11 metri. Accanto al nuraghe possiamo vedere le capanne. Al momento si presentano alquanto sommerse dall'acqua, soprattutto la capanna delle riunioni, che al momento è diventata un bel laghetto nel quale si riproducono sciami incredibili di pappataci e zanzare. Anche questo magari andrebbe drenato, sicuramente è un peccato lasciarlo così. Bene, siamo alle spalle della cortina muraria che racchiude il nuraghe. Sopra di noi possiamo vedere che la vegetazione ha preso sopravvento, andrebbe sicuramente curato meglio. Un'altra notizia è che il nuraghe come frequentazione si stabilisce una datazione dal 1400 circa intorno al 1000 a.C. Bene, siamo giunti al termine della nostra visita. Da nuraghe Saddam Becha di Uras è tutto. A Sibili.